E sulle note della fanfara dei Bersaglieri, 65esimo raduno, quindi queste sono immagini di repertorio. Noi iniziamo il nostro appuntamento, la nostra puntata. Scopriamo quali sorprese ci riserverà questo 66esimo raduno 2018 che si svolgerà in modo particolare nel cuore della regione del Veneto, ma adesso entreremo nello specifico. Il Piave avrà un ruolo molto importante, non soltanto il Piave, l'attraversamento di un paio di comuni e altro ancora. Protagonisti odierni ve li ripresento. A questo punto Mauro Cattai, Presidente Comitato Organizzatore Raduno, grazie di essere qui con noi. Fausto Oniero, Vicepresidente Comitato Organizzatore. Ida Rosa Carrozzani, componente del Comitato. Antonio Bozzo, Presidente Regionale Veneto, Associazione Nazionale Bersaglieri. Cristiano Pellizzaro, giornalista, detto Stampa e Social per quel che riguarda il raduno. Grazie anche a lei. Allora, vediamo di incominciare subito. Intanto se lei ci può illustrare le immagini che abbiamo appena visto, che così ci prendiamo dalla comprensione di che cosa è stato questo piccolo flash. Questo piccolo flash riguarda il raduno nazionale di Pescara che si è tenuto l'anno scorso, in cui c'è stato il passaggio della stecca, il testimone, tra l'avvocato Alessandrini, il sindaco di Pescara e il sindaco di San Donna di Piave, Cereser, città candidata al 66esimo raduno nazionale Piave 2018. Cosa vuol dire il passaggio della stecca? Il passaggio della stecca è una tradizione militaresca che proviene dai militari. Nel momento in cui uno si congedava, passava le consegne, il testimone alla nuova recluta in questo caso, no? E la stecca è questo simboletto, diciamo, è più un aggeggio che veniva utilizzato quando ancora c'erano le divise d'epoca per lucidare i bottoni delle divise. Da questo è il significato di questo oggetto, però dopo nell'ambito di chi faceva il servizio di leva, quando questo era obbligatorio, la stecca poteva assumere significati diversi, però concettualmente l'oggetto è questo oggettino che serviva proprio per lucidare i bottoni delle divise. Quindi adesso ha una valenza simbolica. Sì, è una valenza simbolica, testimone proprio che il passaggio delle consegne in questo caso da un raduno a un altro raduno. Questo è un raduno, questo che si svolgerà a San Donna di Piave, è un raduno nazionale, no? Raduno nazionale. Data? Data dal 7 al 13 di maggio del 2018. Quindi una settimana sostanzialmente. Quindi manca poco. Manca pochissimo, sì. Una settimana che viene dedicata a questa occasione. Sì. Perché viene scelta in modo particolare, come viene scelta una località anziché un'altra, che tipo di criteri ci sono? Noi siamo abituati con le Olimpiadi anziché con i raduni degli alpini, insomma ci sono criteri diversi. Beh, più o meno il criterio della scelta è un po' particolare nell'ambito dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, perché innanzitutto ci deve essere una città che si candida a ospitare il raduno e dopo la presidenza nazionale che ha sede a Roma decide se questa città ha le caratteristiche per poter organizzare il raduno. Nel caso invece nostro è stato un po' una cosa particolare perché noi lo abbiamo fatto coincidere con un percorso significativo che è il centenario della Grande Guerra e soprattutto perché il raduno in questione, il 66esimo raduno, si tiene nel fiume Piave, il fiume sacro alla patria. Quindi ha una valenza storica, diciamo, è un raduno commemorazione, se vogliamo chiamarlo così, perché è l'unico raduno di un'associazione d'Arma che si tiene proprio nell'anno di chiusura delle celebrazioni della Grande Guerra, che si tiene su Piave, perché non ce ne sono altri. E quindi noi siamo anche orgogliosi di celebrare questo grande evento proprio sul fiume sacro alla patria.
Lei è anche capofanfara, se non erro, vero vicepresidente? E la fanfara in un raduno o normalmente, perché so che le fanfare sono sempre mobilitate, no? Perché sono richiestissime, piacciono, danno vitalità, ma comunque che valenza viene ad avere in occasione di un raduno? Poi vedremo in generale comunque nell'Arma dei Bersaglieri. Ma ci sono diverse modalità di intervento da parte delle fanfare. Noi calcoliamo che in Italia ci sono circa 80 fanfare ANB in congedo dislocate in tutte le regioni d'Italia. Sono tante? Sono tante, sì. Ne abbiamo quasi tutte, sono accreditate al nostro raduno, tra l'altro. Conteggio adesso da circa 66-67 fanfare presenti, quindi che vedremo a San Donà. Alcune semplicemente sfilano nella domenica conclusiva, quindi della manifestazione, perché accompagnano le loro regioni o le loro province di appartenenza. Altre, diciamo, hanno un lavoro un po' più pesante perché arrivano anche già il venerdì. Anche in occasione di Piave 2018 avremo delle fanfare che arrivano qualche giorno prima perché partecipano a dei particolari interventi che il comitato organizzatore volta per volta appunto mette in campo. Nel nostro caso, per esempio, il venerdì sera, quindi il venerdì 11 maggio, apriremo con il gran concerto di gala dove saranno presenti le 3 fanfare di rappresentanza, vengono chiamate così, del centro, del nord e del sud Italia. Del nord, insomma, siamo fortunati perché è la nostra fanfara di casa, del centro ci sarà una fanfara laziale e del sud Italia una fanfara della Sicilia. Ma per curiosità, che cosa fa? Che ruolo ha il capofanfara? Il capofanfara ha un ruolo... Mi guarda con due occhi così da caso, non mi sta chiedendo. Il capofanfara ha un ruolo molto importante perché calcoliamo che i gruppi e le fanfare ANB sono semplici appassionati, quindi non ci sono al loro interno dei professionisti pagati e per cui la partecipazione, io dico sempre, non è un hobby, la fanfara deve essere una passione, cioè deve essere qualcosa che ti fa superare anche la voglia di magari stare a casa se c'è la pioggia, quando c'è magari un'uscita da fare o piuttosto magari c'è troppo caldo, quindi deve essere una vera passione. Il ruolo del capofanfara è anche quello di saper amalgamare tutte le varie componenti che ci sono all'interno del gruppo per far sì che insomma il gruppo si comporti bene quando si è fuori in servizio, perché anche se siamo fanfare in congedo rappresentiamo comunque la storia del corpo con il nostro cappello, con le nostre trombe, con le nostre piume e per cui dobbiamo essere degni di chi l'ha indossato prima di noi. Bellissimo, dopo comunque entreremo ancora di più nel merito. Io adesso vorrei, prima di passare anche agli altri nostri ospiti, e sempre più ci addentriamo nello specifico, vi racconteranno, perché io non ne so molto, un po' di storia anche del corpo appunto di Bersaglieri, estremamente interessante. Qui accanto a me c'è il cappello piumato, che è un tipico copricapo, ma poi anche lì c'è da saperne qualche cosa in più, non è l'unico. Prima però vorrei vedere sentire l'intervista insieme a voi dei saluti istituzionali che sono stati fatti in occasione proprio del passaggio, se non sbaglio, della stecca, se non erro, no? Quindi in questo momento. Vediamo un po' il vicepresidente della regione, Gianluca Forcolin, l'intervista insieme. Come Regione Veneto siamo orgogliosi di ospitare questo 66esimo raduno dei Bersaglieri, San Donà 2018, Piave 2018, perché è un evento che tocca ovviamente l'intero territorio e che dà lustro nell'anno del centenario della Grande Guerra a questo evento che ha visto purtroppo molti lutti, sangue e ovviamente popoli che hanno combattuto sul fronte. Quindi da San Donatese tra l'altro non posso che congratularmi con il comitato organizzatore, con tutti coloro i quali in questi mesi si stanno veramente dando da fare perché l'evento abbia un palcoscenico assolutamente importante, perché l'Italia ci sta guardando appunto dopo 100 anni dalla Grande Guerra. E ci sono in atto diverse iniziative, il tattoo militare una per tutte, dove la musica in un unico connubio unisce i popoli e quindi in questo caso le fanfare che arrivano dai paesi che hanno combattuto 100 anni fa assieme, non più oggi con i fucili ma con gli strumenti appunto a fiato, magari con le trombe, per unire la musica tra i popoli, quindi veramente un grande connubio di forze e di entusiasmo per dare il giusto lustro, il giusto riconoscimento a un territorio che ha pagato a caro prezzo i crimini, appunto i danni della Prima Guerra Mondiale. Quindi come Regione Veneto l'abbiamo da subito inserita nei grandi eventi,
assieme al presidente Zaia, quindi c'è un contesto importante per dare una risposta importante. Quindi il 13 di maggio si chiuderà questo evento, saremmo tutti partecipi per dare appunto un messaggio importante alla nazione, alle nuove generazioni, ai ragazzi, di capire cosa è costata in termini di sangue, di sacrifici e di lutti appunto quell'evento, che oggi invece noi vogliamo celebrare come una cosa positiva, invitando appunto diverse fanfare da tutta Italia e dall'Europa proprio in un connubio di amicizia e di valore appunto della pace e della democrazia. Ecco, c'è anche un saluto che voglio far sentire da parte del Presidente nazionale Ottavio Renzi, sempre dell'Associazione Nazionale Bersaglieri. Vediamolo insieme. Siamo ormai a pochi giorni dalla conclusione dell'organizzazione per il grande raduno Piave 2018. Abbiamo controllato le ultime cose, il comitato organizzatore ormai è addirittura di arrivo, sta vedendo le rifiniture perché il grande raduno ormai è organizzato in tutte le sue parti. E da quanto ho potuto appurare e avendo una certa esperienza ormai da tanti anni, da tanti raduni, posso affermare con sicurezza che sarà un grandissimo raduno. Vi do appuntamento, carissimi, a San Donà di Piave, accorrete numerosi e godetevi questo raduno. Grazie. Benissimo, allora prima di passare a voi, perché ci sono tante cosette di cui anche si trae spunto da questa intervista, volevo sapere cos'è il Military Tattoo. Lo chiedo a lei, vicepresidente, perché forse qualcosa mi ha da dire a riguardo, no? Sì, il Military Accenneva Tattoo, prima il vicepresidente della regione, no? Il Military Tattoo è una manifestazione che si terrà sabato pomeriggio 12 all'interno dello Stadio Zanuto, che è nel centro città, insomma, di San Donà. Abbiamo invitato in rappresentanza le bande estere militari dei paesi. Ah, quindi veramente ci sono anche bande sì, estere? Sì, dei paesi che hanno combattuto la Grande Guerra. Alcuni paesi, ahimè, hanno deciso di non accettare, magari soprattutto paesi che poi la guerra non l'hanno vinta. Però abbiamo in rappresentanza la banda ungherese, dell'esercito ungherese, la banda slovena. In particolar modo poi mi preme sottolineare la presenza della US Navy Force statunitense, che adesso è di stanza a Napoli. Avremo una banda di cornamuse, famose Pipe and Drums del Regno Unito, e la banda dei paracadutisti francese. Quindi sono bande di grossa, adesso qui vediamo nelle immagini alcuni movimenti e caroselli che si suole fare all'interno dei tattoo, vengono chiamate queste coreografie di musica dove le bande si preparano a volte mesi prima e presentano appunto degli spettacoli che non sono proprio usuali per l'Italia, perché si faceva qualcosa qualche anno fa a Modena, ma sono diversi anni che non viene proposto. Sono manifestazioni tipicamente del nord Europa. Insomma, siamo lieti di portare uno spettacolo del genere in Italia, in particolare al nostro raduno, perché siamo convinti che insomma anche agli italiani piacerà tanto. Assolutamente sì, ma questi sono professionisti, contrariamente invece al fatto che voi siete volontari? Esatto, le bande che noi abbiamo chiamato sono professionisti, perché sono bande militari degli eserciti di rappresentanza. All'interno del tattoo che si terrà a San Donà ci saranno anche la presenza di 3 fanfare ANB in congedo, tra cui la nostra di San Donà di Piave, la fanfara di Bedizzole, che qui vediamo tra l'altro nelle immagini, si sta esibendo, e la fanfara di Lonate Pozzolo in provincia di Varese. Sarà presente anche una fanfara in armi dell'11° Reggimento Bersaglieri, che è di stanza Orcenico Superiore in provincia di Pordenone. Per cui insomma un grande spettacolo. Assolutamente sì, ma anche da parte vostra, che poi siete tutti volontari, richiede un allenamento? Beh, richiede il doppio della fatica, perché le bande lo fanno per professione, per cui hanno la possibilità di esercitarsi tutto il giorno paradossalmente, no? Quindi lo fanno in caserma. Per noi la fatica doppia, perché lo facciamo alla sera, magari dopo essere rientrati dal lavoro,
e con la fatica del lavoro sulle spalle ci mettiamo lì 2 o 3 volte a settimana e proviamo coreografie e musiche. Nonostante questo, quando i bersaglieri entrano all'interno delle arene o degli stadi, suscitano sempre gli applausi di tutti, anche all'estero, insomma. Quindi è gratificante. Dai. Sì, certo. Ma voi dovete però allenarvi anche a correre, aver fiato? Sì, beh, la nostra fanfara, per esempio, comincia già nei mesi di gennaio-febbraio, comincia a esercitarsi in palestra e poi appena arriva il bel tempo andiamo nei campi sportivi e ci alleniamo la corsa suonando, perché insomma si deve arrivare preparati, no? Assolutamente sì, bravi veramente. Signore, adesso dopo torniamo anche sul merito specifico, dopo raccontiamo un po' di storia, voglio fare però il giro degli ospiti. Ida Rosa Carrozzani, nipote di una croce al merito che è stata riconosciuta, e lei però si occupa in modo particolare degli annulli postali e di qualcosa che quindi lascerà un ricordo, insomma, di questo evento. Certo che sì. Allora, io sono nipote di un bersagliere ciclista. Anni, ci dica circa gli anni di suo adesso nonno. mio nonno avrebbe più di 100 anni sicuramente, perché Quindi ha partecipato alla prima guerra mondiale. Era un caimano del Piave. Cosa vuol dire? Caimano del Piave erano quelle persone, quei militari che andavano all'assalto, che erano in prima linea. Per cui mio nonno ha una storia molto particolare, e un cimelio di un evento che si è verificato sul Piave sarà anche messo in mostra in sala, nel centro culturale, in una mostra specifica dedicata proprio alla guerra, ai cimeli di guerra. Io volevo appunto precisare che ci saranno due mostre che si svolgeranno presso il centro culturale di San Donà di Piave. Una è una mostra rievocativa sulla Grande Guerra che avviene dal 28 aprile al 14 maggio ed è in collaborazione con il Museo Storico dei Bersaglieri di Porta Pia di Roma. Questo si svolgerà in questa precisa data, porteranno dei cimeli molto importanti, fra cui la bicicletta di Enrico Totti, medaglia d'oro, che sarà esposta. Naturalmente, oltre a questi ci saranno altri cimeli, soprattutto riguardanti Alessandro La Marmora e la creazione del corpo, perché è Alessandro La Marmora che ha creato questo. Sarà divisa in vari settori, è una mostra molto importante, perché arrivando da Porta Pia, dal museo di Porta Pia, ci ripercorre tutta la storia, sì, ripercorre tutta la storia del mondo dei bersaglieri, ed è una mostra molto importante. Voi ce la racconterete un pochettino, sì, la storia? Sicuramente abbiamo uno storico che è il nostro presidente, sì, che potrà meglio illustrare il tutto. Poi ci sarà una seconda mostra, sempre all'interno di questa sala. Questa seconda mostra invece è gestita da un'associazione che si chiama Piave 1518. Che quindi riprende un po' quello che si era svolto. Questa qui è Bersaglieri sul Piave. Loro infatti, soprattutto il presidente, dice che è una mostra per gli associati dell'associazione Piave 1518, ma è soprattutto anche una mostra voluta. Non è la mostra, è una mostra, proprio nel senso, la mostra principale voluta soprattutto per i bersaglieri del Piave, per i bersaglieri per questo raduno, per cui stanno lavorando, le devo dire, in una maniera esemplare. Ci saranno delle cose molto molto particolari, originali, fatte in collaborazione con i musei civici sandonatesi, per cui c'è questa collaborazione di loro due. E ci saranno dei cimeli molto particolari che non sono mai stati portati. Per esempio? Per esempio avremo per la prima volta verrà esposta, e qui lo dico anche se il Presidente probabilmente non sarà contento, ma lo devo dire perché è una cosa troppo bella, la ricostruzione di una trincea in grandezza naturale, perché è una chicca meravigliosa. Io l'ho già visto, ho avuto l'onore di vederla e devo dire che è una cosa meravigliosa. Si potranno vedere molti manichini vestiti ed equipaggiati in divise e forniture originali dell'epoca,
e soprattutto ci sarà l'inedita e inquietante figura di un fiammiere italiano, il lanciafiamme dell'epoca, per cui sarà una cosa molto particolare. Perfetto. Queste sono le 2 mostre. Altra chicca che avremo durante il raduno, avremo praticamente gli annuli postali. Per chi è ancora appassionato, ci sono ancora gli appassionati? Sì, no? ci sono gli appassionati, gli annuli postali io li seguo insieme al nostro addetto marketing che è l'architetto Pradal, che è una persona che se ne intende sempre più di me di queste cose. Comunque questi 3 annuli postali, avremo 3 annuli postali, uno dedicato al gittamento del Ponte sul Piave. Dopo ci verrà spiegato cosa si tratta. Del gittamento del Ponte sul Piave. Uno dedicato al tattoo militare e uno dedicato al grande raduno che ci sarà, e questo praticamente è l'annullo postale del grande raduno. Perfetto, Oltre a ciò avremo anche l'erinofilo postale. L'erinofilo postale non è un francobollo, ma è quella famosa marca chiudilettera che si usava nel passato. L'immagine di questo erinofilo ci è stata concessa da un grande artista che è Sergio Favotto, da un bozzetto di Sergio Favotto, che è sono di parte ma dico che è meravigliosa. Benissimo, Le cartoline invece sono fatte da Valentino Villanova, Aldo Furlanetto e Dina Mosca, altri artisti molto importanti, per cui sicuramente una cosa eccezionale sotto tutti gli aspetti. Benissimo, dai. Cristiano poi farà tutte le riprese, le immagini, documenterà tutto, ce le farà vedere successivamente. Prima di passare la parola adesso al Presidente, così andiamo crescendo, andiamo in pubblicità pochi secondi e poi ritorniamo con studio.